Buongiorno tropicani e bentornati a questa nuova parte di Tropico 4. Oggi andremo a continuare la nostra solita partita e andremo ad affrontare nuove situazioni che ci vengono proposte sempre dai nostri amati consiglieri dei vari partiti. E andiamo quindi a continuare la nostra partita, sempre migliorando le nostre finanze e offrendo sempre nuove attività alla popolazione. Allora, eccoci qua all'interno della nostra isola. Abbassiamo un po' il volume. Ok, eh, possiamo vedere che questa è la nostra isola al solito. Vediamo un po', diamo un'occhiata alla nostra economia. Potete vedere che le entrate sono davvero molte, 69 mila dollari, invece le spese sono solo 41 mila dollari. Aspettate, ok. Potete vedere, guardiamo un po'. Eccola qua, l'epidemia dell'influenza dell'AME era solo una montatura e quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è stancata di tenere il conto delle vittime e quindi praticamente abbiamo dichiarato la fine della quarantena. Intanto diamo un'occhiata alla popolazione, vediamo un po'. Nella qualità delle abitazioni la popolazione si lamenta molto, ma anche nell'ambiente e soprattutto nella libertà. Quindi appena stabiliremo la nostra economia come si deve, garantiremo un po' di libertà alle persone. Quindi intanto garantiamo delle abitazioni migliori appena guadagneremo nuovi soldi, perché intanto continuiamo sempre ad esportare il nostro petrolio tramite le nostre petroliere e riusciamo anche ad esportare il nostro oro che è qui, che viene lavorato all'interno della nostra gioielleria, e successivamente possiamo anche esportare i nostri cibi in scatola provenienti dalle nostre fattorie che si trovano più o meno fuori la città. Intanto abbiamo messo a costruire dei nuovi edifici, ovvero i condomini. Potete vedere qui, aumentiamo la priorità di costruzione. Tanto vediamo un po' se possiamo anche diminuire, perché questa musica stavolta... Ok, allora vediamo un po'. I condomini stanno per essere ultimati, perché potete vedere che i cittadini già si stanno avviando alla costruzione. Intanto vediamo un po', diamo un'occhiata al nostro esercito, liberiamo questi posti per i nostri soldati. La nostra caserma, scusate, la nostra base militare potete vedere che è piena di uomini. Contrazione economica, dai un'occhiata a questi grafici, presidente. Quello a forma di torta è il mio preferito, mostra chiaramente che la nostra economia è in calo e che il PIL è diminuito nel corso degli ultimi anni. Abbiamo bisogno di nuove fonti di guadagno, industria, turismo, materie prime. Dobbiamo ordinare la costruzione di fabbriche di denaro quanto prima. Ok, sono arrivati i nuovi... È arrivato il nuovo carico, speriamo che ci porta qualche soldino. Vediamo un po', alcune persone richiedono pubblicamente le elezioni. Ok, abbiamo guadagnato diversi soldi, quindi per mettere in costruzione diverse fabbriche. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Costruiamo, vediamo un po', industria, la fabbrica di gioielli l'abbiamo costruita. Vediamo un po'. Molteplici tornado attaccano Tropico. Signore, diversi tornadi stanno effettuando un attacco coordinato sulla nostra isola. Mamma mia, siamo riusciti a riprendere in diretta i tornadi. Mamma mia, eccoli là, guardate. Guardate, guardate, guardate. C'è stato pure un attacco ribelle. Hanno approfittato del tornado. Il presidente è stato ferito. E anche l'attacco ribelle. Mamma mia, ci sono 11 uomini all'interno dell'esercito. Vedete i 3 tornadi, le 3 trombe d'aria che stanno spazzando via la nostra città. Vediamo cosa succede. Il presidente è stato ferito. Speriamo non il tornado. È stato ferito dai ribelli. Guardate come le case svolazzano all'interno. Sono stati esportati tanto 27 mila dollari. Speriamo che non distruggano la cattedrale, che costa davvero molto, perché sono proprio sulla cattedrale. Guardate, guardate i tornadi come si muovono. Mai era capitato, quindi hanno aggiunto pure una nuova catastrofe, ovvero i tornadi. Guardate che sono forti. Speriamo che terminino presto. Almeno riusciamo a strappare qualche soldino all'assicurazione. Vediamo, vediamo cosa sta succedendo. Si tirano proprio tutto, tutti gli alberi. Guardate, si portano via tutto. Tirano via tutto. Non era mai capitato che i tornadi arrivassero a Tropico, anche perché è un'isola tropicale. Comunque, vediamo un po'. Ecco, già un tornado è sparito, ne è rimasto solo uno. Speriamo che termini presto, perché era proprio sulla centrale nucleare. Ok, è terminato tutto. L'invasione del tornado è finita, signore. Allora, diamo un'occhiata alla nostra isola. Onore Tropicano intatto, vittime del tornado 3, edifici distrutti 3, 3 case popolari pure distrutte. Perfetto, quindi ci hanno distrutto,
ci possiamo ritenere fortunati perché non ci hanno distrutto quasi niente, sono morte solo 3 persone. Intanto ci hanno attaccato la miniera questi ribelli, rompono le scatole. Dove sono? Qua appostati nella baracca avanti. Rambo, distruggili. Ok, ce l'ha fatta. Ribelli respinti. Chi è stato? Ah, un unico soldato è riuscito a respingere 2 ribelli. Allora, perfetto. Il potere del giornalismo, cosa è successo? Siamo stati coinvolti e non possiamo restare neutrali, dobbiamo scegliere da che parte stare. Qual è la nostra posizione al riguardo? Che la Cina faccia quello che vuole. Tutto questo è sbagliato e deve finire. Quindi dobbiamo decidere se peggiorare i rapporti con la Cina o con l'Europa, perché la Cina sta per giustiziare un famoso giornalista che si oppone al partito. Quindi io direi che tutto questo è sbagliato e quindi peggioriamo i rapporti con la Cina. Vediamo un po', rimettiamo a ricostruire le nostre belle case popolari con 4.000 dollari. Vediamo un po' se possiamo costruire qualche cosa di diverso, un altro condominio. Postiamolo qui. Intanto prendiamo la nostra strada e colleghiamola direttamente nei nostri condomini in modo da far arrivare gli operai immediatamente a costruire. Perfetto. Ok, vediamo un po' cosa sta succedendo nel vivaio. Ok, è pieno. Possiamo attivare il rimboschimento, cioè gli alberi sono lentissimi, ma grazie alle meraviglie della chimica li abbiamo fatti crescere più velocemente. In tal modo sarà possibile creare una splendida foresta in modo semplice e veloce, la potete notare. Ok, possiamo anche attivare l'agricoltura biologica invece di piante enormi e robuste, intrise di robaccia che ti fa crescere i peli indipendentemente del tuo sesso. Possiamo coltivare deboli piantine di coltivazione biologica. È la nuova moda in tutto il mondo. Il prezzo della frutta aumenta. Attiviamola. Perfetto, così abbiamo aumentato anche la capacità di esportazione. Intanto vediamo un po' se possiamo anche migliorare il nostro apparato agricolo perché abbiamo poche fattorie. Quindi appena guadagneremo i nuovi soldi inizieremo a costruire diverse fattorie di diverse tipologie di raccolto. Intanto sono state instaurate le nuove lezioni. Ok, facciamo anche un discorso. Diciamo di migliorare le nostre abitazioni. Mi sembra anche giusto dopo questo tornado. Elogiamo al solito i nostri ambientalisti. Perché abbiamo il loro rispetto a 5. Promettiamo alloggi adeguati per il prossimo mandato. Confermiamo. Ok, vediamo un po' se arrivano i nostri soldini. Intanto vedete le persone che applaudono. Oh, guardate un po', 81.000 dollari. Tutti per noi. Allora, dobbiamo dare una bella svolta con tutti questi soldi. Iniziamo a spenderli intelligentemente. Allora, intanto iniziamo a creare delle fattorie. Fattoria, iniziamo a creare 3 fattorie di papaya proprio in questa zona. Allora, un'altra, 2, eccola qui, e 3. Vediamo un po', diamo un'occhiata al nostro almanacco riguardante il commercio. L'ananas si vende molto bene. Vediamo un po' cosa si vende anche molto bene. Il caffè in scatola. Ok, faremo delle piantagioni di caffè. Vediamo un po'. Caffè, banana non tanto. Le armi si vendono anche molto bene. L'ananas in scatola, quindi facciamo anche caffè e ananas. Scusate, ho selezionato il range. Prendiamo il caffè che cresce sempre a quote abbastanza elevate, potete vedere su questo altopiano. Prendiamo un'altra di caffè, ancora un'altra, ancora ce li abbiamo i nostri soldini. Adesso ananas, mi sembra che l'ananas cresce a basse quote. Dov'è? Anzi no, sempre che queste quote possono andare più che bene. Creiamone altre 2, ananas e ananas. Ok. Intanto creiamo anche un altro ufficio di costruzioni perché abbiamo bisogno sempre più lavoratori. Mettiamolo qui. Ok. Allora i nostri lavoratori hanno molto da fare in questo periodo. Vediamo un po' se possiamo anche costruire la nostra fabbrica di armi che, come ho visto, costa, che le armi vengono vendute ad alto prezzo. Allora creiamo un'altra strada qui in modo da costruire la nostra fabbrica di armi in questa zona, creando quindi una sorta di perimetro. Ok, selezioniamo la nostra fabbrica di armi e che permette le fabbriche di armi impiegano il ferro per produrre armi. Vabbè, peggioriamo le relazioni diplomatiche, vabbè, però possiamo guadagnare diversi soldi. Ok, aumentiamo.
la nostra priorità di costruzione. Qua abbiamo le nostre fattorie, vediamo un po' se possiamo attuare qualche editto, particolarmente attiviamo, vediamo un po' la festa nazionale, rispetto ai nazionalisti aumenta leggermente, ogni anno il professore fa parte della fazione nazionalista finché l'editto è in vigore. Perfetto, attiviamola. Attiviamo, vediamo anche qualcosa riguardante l'educazione. Abbiamo bisogno di un ministro dell'educazione, infatti vediamo un po', assumiamolo dall'esterno, dobbiamo avere dei laureati ottimi, vediamo un po', questa ragazza può andare bene per il nostro ministro degli affari esteri, per l'educazione questa donna appartenente quindi alla centrale elettrica. Vediamo un po', vediamo se possiamo emanare qualche editto riguardante l'educazione. La produttività complessiva viene ridotta al 10%, se l'editto è in vigore da almeno un anno tutti i realisti votano per te almeno al momento delle elezioni. Trattato sull'ideologia, le persone più stupide ti rispetteranno ancora di più per un periodo di 3 anni, fino a 10 di loro diventeranno dei lealisti. Io direi di attuare il programma di alfabetizzazione, tutti gli operai guadagnano il 30% di esperienza, possiamo anche attivare la sensibilizzazione, gli edifici militari della polizia avranno un impatto meno negativo sulla libertà, perfetto perché la libertà è un elemento che ci importa davvero tanto. Vediamo un po', possiamo anche attuare la visita papale, aumenteremo il rispetto della fazione religiosa e miglioriamo quindi il servizio delle nostre chiese. Ok, quindi una nave ha portato il Papa all'interno della nostra cittadina, infatti potete vedere ci sono stati fuochi d'artificio. Vediamo un po' riguardante la difesa, possiamo vediamo un po', metti fine ai contratti che garantisce l'assenza di ribelli tra i racchetti per i prossimi 3 anni, ma riduce rispetto agli intellettuali. No, 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 lasciamo perdere per ora la difesa. Riguardante l'interno ancora non possiamo fare niente, perché ancora il ministro degli interni non è arrivato dall'estero. Vediamo un po' se possiamo costruire qualche altra cosa riguardante quindi l'industria, anzi no, riguardante l'intrattenimento. Potete vedere che possiamo creare l'accademia scientifica, ha creato un tuo clone, se il tuo clone viene ucciso non ne verrà creato un altro forte. No, creiamo adesso la televisione, quindi un canale TV, paghiamo il progetto e istituiamo il nostro canale TV all'interno quindi di quest'area rossa. Vediamo un po' perché posizioniamola qui, perché non possiamo posizionarla molto lontano. Vediamo un po' se possiamo posizionarla qui. Perfetto, la nostra stazione TV. Aumentiamo la priorità, intanto le elezioni sono sempre in corso, stiamo vincendo, potete vedere sono stati esportati 96.000 dollari. Vediamo un po' se possiamo creare possiamo costruire qualche altra cosa, possiamo anche creare altre abitazioni per i nostri cittadini, quindi altri condomini, posizioniamoli su questa fascia di mare, scusate, di costa, e quindi diamo la possibilità alle persone di avere una visuale ben aperta sul mare. Allora, le fattorie verranno ultimate a breve, intanto i nostri operai vediamo dove stanno, cosa stanno facendo, non hanno progetti attivi, vediamo quest'altri, dove è l'altro centro, è in costruzione, vediamo un po' dov'è, non la riesco a vedere, comunque ce ne deve essere un altro, eccolo qui, vediamo cosa stanno costruendo il canale TV, anche altri edifici. Comunque la popolazione è arrivata a 209 abitanti, e quindi la felicità è sempre sopra la norma, ovvero sopra il 50%, e stiamo andando più che bene. Ovviamente continueremo ad effettuare altri cambiamenti all'interno della nostra piccola isola nel video successivo, quindi vi illustrerò altre attività e ovviamente nuove costruzioni che potete edificare all'interno della vostra isola. Ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.